Un impatto violentissimo e ancora una volta il passante di Mestre è scenario di morte. La tragedia si è consumata all'alba di stamane nel tratto tra Mogliano e Preganziol. Fermo sull'area di sosta un tir svizzero. Pochi istanti e contro l'auto articolato si schianta un furgoncino. Al volante Giulio Radivo, 40 anni, di Trieste, dipendente di un'azienda di tecnologie triestina. Lo scontro è terribile. Tra le lamiere contorte del mezzo il corpo ormai senza vita dell'automobilista. Sul luogo arrivano subito i sanitari del SUEM, ai quali non resta che accertare il decesso di Radivo. Alla Polizia Stradale di Venezia, invece, il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Secondo i primi rilievi l'uomo non si sarebbe accorto del mezzo pesante fermo. Probabilmente alla base dell'incidente un malore, un colpo di sonno o forse la nebbia che in quei minuti era scesa lungo quel tratto. Il traffico lungo il passante ha subito forti rallentamenti con i veicoli che potevano transitare solo in seconda e terza corsia. Una tragedia, quella di stamane, che arriva a poco più di 2 mesi da un altro drammatico incidente accaduto sempre lungo il passante, a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui ha perso la vita Giulio Radivo. Era il 29 luglio quando 2 operai trevigiani che stavano lavorando lungo il passante perdono la vita. Le 2 vittime insieme ad un collega erano all'interno di un mezzo per la manutenzione dell'asfalto quando sul camioncino piomba un tir. Francesco Villaci di Breda di Piave e Mauro Camerotto di Maserada perdono la vita nel terribile impatto. Il terzo operaio rimane gravemente ferito. 2 incidenti, dinamiche diverse ma uno stesso tratto, che in 2 mesi ha visto fermarsi per sempre la vita di 3 uomini.